Quando vuoi. Ti ha detto che lavora in un negozio in centro e sei uscito in tutte le vetrine e ci hai guardato dentro. Le piace una canzone, non sa come si chiama, ma fa così. E se la troverai, oh chissà, dirà che sei uno stupido, ti darà un bacio morbido, di quelli che ti sfiorano le labbra all'angolo. Ti ha detto che va al mare nel fine settimana e hai fatto un giro di tutte le spiagge da Noli a Bordighera e poi hai detto basta, ma ti gira ancora in testa la canzone che e se la suonerai, oh chissà, dirà che sei uno stupido, ti darà un bacio morbido, di quelli che ti sfiorano le labbra all'angolo. Ma che angolo, tutto quel che ho camminato in centro il sabato, per non dire di Borghetto Santo Spirito, come un cocco bello senza tanto spirito. Tutti gli anni che ho studiato fisarmonica, tutto il cinchio mescolato all'acqua tonica. Se non la troverò, oh non so, dirò sono uno stupido, nemmeno un bacio morbido, di quelli che ti sfiorano le labbra all'angolo. Bravi, i nemici qui in questa serata del salotto qui al Lab in Piazza Vittorio. Questa, diciamo, ho sentito un po' di leggera polemica, visto che tra l'altro l'etichetta si chiama Indie Dischi, verso questo nuovo aspetto, diciamo, della musica indie italiana, che in effetti, che ne so, gruppi come The Giornalisti, adesso Ex Otago hanno avuto molto successo. Ecco, voi a questo filone anche un po' anni 80, un po' plasticoso, come etichetta discografica, intanto quando li farete questi dischi? Li stampate, non li stampate? È una cosa no, vera. I dischi li stampiamo ancora, ovviamente è cambiato il mondo della musica, è cambiato magari l'interesse verso l'oggetto effettivo, oggi vale più lo streaming, il Facebook di turno, però certo, non è cambiato comunque sia il lavoro di base di un'etichetta, secondo me, nel senso un'etichetta deve lavorare in modo tale da valorizzare gli artisti che ha, quindi ci deve credere nella loro musica, se non sei un fan, e quello secondo me è un privilegio che noi abbiamo come piccole etichette, perché siamo ancora molto vicini ai nostri artisti, non siamo distanti come magari, sai, firmo con la Warner, ma poi non trovi quello lì che fa le 2 di notte con te a parlare di tutto, di tutti. Capito, certo, però uno dice spero di firmare con la Warner e andare io distante, ovviamente, diciamo, un po' quello il viaggio. Invece è chiaro, è che io vi auguro adesso, poi bisogna trovare il lato positivo in ogni situazione. No, ma io figurati, Marco, ti capisco, era perché volevo indagare anche così le vostre strategie col discografico, ma anche direttamente con gli artisti. Certo. Adesso non so i nemici quali uscite avete in mente per quest'estate, se ne avete, se volete stare un po' ritirati, come andrà l'estate? Uscite al mare, forse
Però, no, beh, parla tu Niccolò, che sei la voce ufficiale della band. Tu non devi Ma neanche no, il problema è che ci siamo vestiti entrambi a righe, quindi sembriamo anche cioè, non si può dire nulla, cioè, guarda come siamo conciati. preferite tenere un certo riservo, diciamo, anche per quanto riguarda la vostra attività live. Devono essere cose che vengono fuori così all'improvviso. Sì. A live saremo assolutamente vestiti così, precisi così, perché abbiamo pensato che Perché ci piacciono dei giornalisti. Nella bella Saluzzo il 7 luglio per il Busker Festival, che non so mai se pronunciare Busker o Basker, però comunque c'è scritto Busker Festival a Saluzzo il 7 luglio, che andrà avanti anche il 14 e il 21 luglio, e noi saremo il 7, che è un venerdì. Che è un venerdì, segnatevelo, è un venerdì. Adesso noi proseguiamo nella vostra musica live, siamo sempre qui in diretta streaming finché tiene la linea dalla Lab qui in Piazza Vittorio con I Nemici. Il prossimo brano che cosa ci fate sentire? Ci ricolleghiamo a quando voi parlavate di che siamo un'etichetta vicina, non siamo distanti. Siete vicini. No? E allora lì corre il pensiero alla nostra canzone Distanti Distinti, che adesso vi andremo ad eseguire nell'arrangiamento di Niccolò Bosio e nell'interpretazione di Paolo Albera. Allora, distanti, distinti? Sì, però con l'apostrofo. Distanti, distinti. Però anche se togli gli apostrofi è capibile, cioè gira lo stesso. È un esperimento di ingegneria grammaticale, cioè, a me niente cosa, non da poco. A me questa cosa piace Tommaso Paradici fa una... Comunque... Oggi ce l'hai con i giornalisti. Ce l'avete, bene. Distanti, distinti, I Nemici qui al salotto. Guidare da solo guidare, divorare le autostrade, le canzoni alla radio mi ricorderanno quest'anno passato. Guidare da solo guidare, fermo solo per pisciare, e la notte sfidare, la notte a chi dura di più. Torino per te è stata come fermata veloce in un autogrill d'estate, dove accenti diversi che rubi alla gente ti fanno sentire lontana da qualunque luogo. Ed anch'io mi sento strano a sentirmi lontano da qui solo se ci sei tu. Sai, non succede solo a te di tornare a vivere distanti, distinti, di noia e caffè, per un attimo di film, ore di pubblicità, un gioco, entrambi per me, entrambi per me. Volevo solo dirti una parola, non so, qualunque cosa, una scusa per vedere che cosa succede, che cosa rimane, forse un gesto irrazionale, un senso per restare. O tornare a guidare da solo guidare, divorare le autostrade, le canzoni alla radio mi ricorderanno quest'anno passato. Guidare da solo guidare, fermo solo per pisciare, e la notte sfidare, la notte a chi dura di più. Sai, non succede solo a te di tornare a vivere distanti, distinti, di noia e caffè, per un attimo di film, ore di pubblicità, un gioco, entrambi per me, entrambi per me. Succede solo a te di tornare a vivere distanti, distinti, di noia e caffè,
bravi. Grandi. I nemici, abbiamo qua anche il discografico dell'Indie Dischi in questo appuntamento del salotto. Giustamente, visto che siamo anche in streaming, mi facevano presente dal pubblico che sta un attimo assiebbato, ci vorrebbe un po' di polemica, ma la possiamo fare, guarda, i casi ce ne sono per fare polemica. Sfondi una porta aperta. Abbiamo Facciamo tempo. un po' di polemica con Niccolo Bosio. Tu sei molto polemico. Massimo esperto. Va bene, parleremo più avanti nel corso della diretta streaming anche di questo caso, di questo gruppo diciamo finto, fake, che era appunto Cambogia. Tu ti sei informato, chiaramente seguito. Io non solo mi sono informato, guarda, caso vuole che proprio oggi noi abbiamo anche un blog per sostenere la nostra etichetta, indiedischi.it, e proprio oggi usciamo con un articolo su Cambogia che secondo me ha buttato giù una maschera. Non tanto la sua, che è crollato come personaggio, nel senso che hanno svelato il trucco, non hanno fatto questa bravata tipo le teste di Modi. Sì, quindi velocemente, per chi non lo sapeva, Cambogia era questo artista indie, no? Che poi si è rivelato essere un'invenzione, di un gruppo di ragazzi che hanno creato ad hoc un personaggio che in realtà non esisteva. Cioè che nel pop è una cosa che si fa abbastanza solo, c'erano Milli Vanilli, mi ricordo, era una cosa. Però nell'indie è stata una novità, però secondo me è stata utile perché secondo me ha rivelato una grossa colpa intanto da una parte di fetta di pubblico che si interessa magari soltanto al fenomeno indie perché è di tendenza in questo momento, quindi si avvicina a qualcosa non tanto per interesse ma per moda, e dall'altra parte anche secondo me una responsabilità negli artisti, perché giustamente molti artisti invece di rappresentare quello che vuol dire una scena indipendente, ossia non scendere magari al compromesso, non cercare ma provare magari a proporre qualcosa di personale, oggi magari sgomitano di più per omologarsi a quelli che sono i dettami indie, quei dettami indie che hanno permesso poi di creare un personaggio fittizio e portarlo avanti, quindi abbiamo parte di colpa entrambi. È chiaro, un discorso mi sembra di buon senso, e diciamo nel caso dei nemici è stato difficile non fargli fare compromessi perché loro tendenzialmente sono più compromettenti, diciamo. Loro non accettano compromessi, sono esattamente così, quindi questo ci piacciono. Piuttosto che accettare compromessi sono compromettenti. I nemici, siamo ancora qua credo in diretta, forse fra un po' sta per finire, ma qui al salotto qual è l'ultimo pezzo che ci proponete stasera? Lo specchio, una canzone anche questa su Niccolo Bosio, in cui lui conclude con un lunghissimo assolo tipo Hotel California. Con una sola. Allora, i nemici. Questa è un po' una ballata un po' chill out. Romanticissimo, bravissimo Niccolò. Mi fai piangere, emozioniamo. No, uno specchio non ce l'ho, perché sono così solo che non voglio mai vedere nessuno, neanche me, che uno specchio non ce l'ho, perché sono così bello che non serve niente che mi dica che il più bello sono me, nel reame anche perché sono solo. No, lo specchietto non ce l'ho. Quando guido vado forte, nessuna auto dietro, ma strade deserte. Solo lo so, c'è un problema però, che da quando ti conosco e ti fermi qualche notte a casa mia, nel momento in cui vai via, prima volta sento che sono solo.
Love, 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 uno specchio non ce l'ho, perché sono così solo che non voglio mai vedere nessuno. Solo lo so, c'è un problema però, che da quando ti conosco e ti fermi qualche notte a casa mia, nel momento in cui vai via, prima volta sento che ce l'ha solo. Grazie Mao, grazie Salotto di Mao, grazie Marco Zuppa, il nostro discografico, e Andrea Faili ovviamente anche. E adesso ci sarà la Mortex, ci sarà Bandini, ci sarà Adam Smith, ci saranno ovviamente i Cado nello Specchio e poi Metallica, credo, non lo so. E noi siamo i nemici. Applausi a scena aperta, proprio standing ovation, che siete già in piedi, però va bene lo stesso. Niccolo Bosio alla fisarmonica, Paolo Plinio Albi alla voce, grandi nemici. Aspetta, adesso grandi. diciamo, magari Roy, la diretta può essere che si interrompa, però magari per salutare anche il pubblico, Marco, visto che tra poco poi ci sarà una super band, se non ho capito Sì, bene, sì. avvicenderete, siamo sempre qua dal lab, faremo una pausa di 10 minuti, un quarto d'ora per preparare, diciamo, il nuovo palco, set, e poi torneremo qua dal vivo. E io un pezzo magari ancora dei nemici me lo sentirei, ma io anche, sempre volentieri. se sono d'accordo, ma soprattutto se gli facciamo ancora un applauso ai nemici, li incoraggiamo. Incoraggiamoli. Sì. Cosa volete? Alba Chiara, Starway to Heaven, No, Nothing posso- Else Matters, Bonus Bank Holiday. C'è sempre una piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure. C'è sempre una piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure. Le multe che prendo sono tutte sbagliate, vigilesse frustrate si sfogano su di me, ma quando le vedo sui parabrezza altrui non nego che godo con la giusta compostezza. L'hai letto il giornale? Omicidio crudele, un pugnale nel cuore proprio sotto casa mia. Le vedi le foto col nome della via, mi sento famoso il giorno dopo anch'io. C'è sempre una piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure, e c'è sempre una piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure. La 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 ad esempio un amico si è appena lasciato, è così dispiaciuto, ma non vedo che problema c'è, e noi torneremo insieme a divertirci a bere, dimenticare tutto, dimenticare tutti, baciare le ragazze, scroccare sigarette, pisciare contro i muri con la giusta compostezza. C'è sempre una
piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure. C'è sempre una piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure. C'è sempre una piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure. C'è sempre una piccola sottile soddisfazione nell'apprendere sventure.